no, rispetta la vita delle persone, tu hai detto che non avevo fatto per parlare senza microfono. Il faccia a faccia ravvicinato tra Gianfranco Bettini e Luigi Brugnaro rappresenta il momento di maggiore tensione e rimarrà il simbolo del Consiglio Comunale di Venezia che per la prima volta in Italia ha stabilito che per visitare una città bisognerà pagare. Dai 5 minuti paritari, è un'ora che parli, hai capito? 4 minuti a testa, lui parla quando vuole, dice quello che vuole, dare i fascisti alla gente. Ufficialmente si discute del contributo d'accesso da far pagare per una trentina di giorni all'anno a chi intende visitare Venezia, ma in realtà quello che va in scena a Caffarsetti in un'interminabile e molto partecipata seduta di consiglio più volte interrotta è uno scontro più ampio tra visioni profondamente diverse della città e di quello che dovrebbe essere il suo futuro. A lui non le dici queste cose, capito? Gino! A lui non le dici queste cose, a lui non le dici. State seduti stronzi a vedere lo spettacolo e state zitti, state. Chi è sta zitta ti? No, chi sta zitta? Ti almeno te le dici. No, tu sei stata zitta nei loro confronti. E come? Cosa ti viene a dire? Cosa ti viene a dire? Ma chi ha provocato? Ma chi ha provocato? Ma dai, è stata massa bravo! Dai, gli avete portato in voi! Ma ci sa più peggio di chi, so come dire. La città dei cittadini! Voi non siete... La Presidente del Consiglio Ermelinda Damiano deve interrompere la seduta più di una volta. Seppur diverse nei modi e nei contenuti, le contestazioni hanno spesso come filo conduttore la richiesta di un confronto più bilanciato nei tempi e più partecipato negli interventi. Si tratti di alcuni cittadini che avevano chiesto di intervenire, come poi effettivamente è successo, si tratti dei soli 4 minuti concessi ai consiglieri. Questa non è una dittatura, è una democrazia! Dovete far parlare i cittadini che hanno prenotato per me sabato scorso! Con 24 voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e 12 contrari dell'opposizione, il contributo d'accesso è stato approvato come era nelle previsioni. Per 20 o 30 giorni l'anno prossimo il turista giornaliero che arriva da fuori del Veneto dovrà pagare 5 euro. Ma l'argomento è quasi finito in secondo piano. Il vero appuntamento a cui tutti guardano e su cui si è consumato parte del dibattito in aula è la commissione dell'UNESCO che tra poche ore inizierà a discutere il dossier Venezia per decidere se inserire o meno la città nell'elenco dei siti in pericolo, non per guerre o catastrofi naturali, ma per turismo di massa.